perché vengono consentite delle armi e queste armi vengono consentite anche in orari e in luoghi dove è vietata la caccia, quindi potenzialmente anche nei centri abitati e di notte, quindi bisogna stare molto attenti a questa questione qui. È stata tolta la parte della sterilizzazione ed è stato inserito l'uso di armi da lancio. Io credo che in una società civile come la nostra dovremmo tentare di risolvere questo che è un problema, però utilizzando dei metodi civili che non prevedano appunto atti di inaudita violenza come potrebbe capitare. Quelle regole previste per la caccia di stare a 100 metri dalle abitazioni, 50 metri dalle case, di non sparare nei centri abitati, per questa legge non sono valide. Io dico attenzione perché per risolvere un problema che non andiamo a crearne un altro, visto che c'è un precedente proprio del dicembre scorso dove 3 cacciatori di nutrie di notte hanno sfondato il noto termico di una macchina e hanno mandato in ospedale un ragazzo di 21 anni con una decina di pallettoni conficcati sulla nuca.